Nell'ultima gara di campionato il Gioiosa non concede sconti alla Nebros, che supera nel derby tirrenico di eccellenza per 1-0, chiudendo nel migliore dei modi una stagione che rimarrà storica per i colori biancogranata. La squadra del presidente Cultrona, infatti, da matricola e alla prima esperienza assoluta nel massimo torneo regionale, va oltre le più rosee aspettative, conquistando la salvezza con qualche giornata di anticipo. Nonostante la sconfitta e i playoff sfumati, la Nebros può ritenersi allo stesso modo soddisfatta per essere riuscita con un gruppo di giovani ragazzi a lottare fino a poche giornate dalla fine per le primissime posizioni della classifica. Il derby si accende subito con il Gioiosa pericoloso, prima con Franzino che chiama K alla respinta e poi con Barez che di testa manda alto sulla traversa. La Nebros non sta a guardare, provandoci con De Gaetano che dalla distanza chiama Paterniti alla parata e con Di Vita, sul cui cross De Gaetano non arriva per centimetri e successivamente Di Vita di testa manda sul fondo il cross di Panzarella. Sul ribaltamento di fronte però il Gioiosa potrebbe passare, ma solo la decisiva parata di K nega a Bruno la gioia del gol. Nella ripresa, dopo due conclusioni dei locali con Bruno e Franzino, entrambe disinnescate da un attento K, il Gioiosa passa al minuto 75 quando il direttore di gara concede calcio di rigore a Barez e dal dischetto lo stesso numero 5 biancogranata non sbaglia, facendo esplodere di gioia i tifosi del Basi. Per Barez si tratta della prima rete in campionato. Gioiosa che potrebbe anche raddoppiare pochi minuti più tardi, ma una super parata del neoentrato Vito Giuseppe dice di no al sinistro di Niosi. Finisce dunque 1-0 per il Gioiosa, che centra così la 10ª vittoria e chiude il campionato al 9° posto in classifica con 40 punti e a +6 sulla zona playout, mentre la Nebros si conferma al 5° posto con 51, ma non giocherà i playoff per gli oltre 10 punti di distacco dal Modica secondo. Alla fine però entrambe possono ritenersi soddisfatte e anche nella prossima stagione saranno i nastri di partenza del campionato di eccellenza.